Bentornati al momento critico, un volo radente sul cinema in compagnia del nostro tenente colonnello Vianeo da Mestre. E oggi Maverick, abbiamo finito, ti me si parlare. Era una presentazione. Abbiamo fatto Top Gun. Oggi voglio fare un esperimento, raccontare in modo veloce 4 film in un minuto. Ce la faremo? Coco, io in un minuto ho fatto un figlio, d'accordo? Ti pare che non che passa, dai, Sì, dai. no, non credo sia un motivo di vanto il primo, ma vediamo se è un motivo di vanto raccontarne 4 in un minuto. Allora iniziamo dal primo, Monster & Co. Noto film di animazione. Beh sì, allora è un film abitato a Mostropoli. Mostropoli, sì. Perché è una città piena di mostri, lo dice il nome stesso. Se già eravamo a Gattopoli era piena di gatti, eravamo a Paperopoli era piena di papere, e a Monopoli era piena di... No, per carità. Poi tra l'altro approfittiamo per salutare gli amici di Monopoli. Se passate di qua ritirate le 20.000 lire. Ma cosa dice? Andiamo avanti col secondo film per cortesia. Sì. Che è meglio? Mary Poppins, trama. Una femmina cade tutto dentro una borsa. Critica? Non mi pare una novità. No, vabbè, detta così no. Allora andiamo al terzo, Ladri di biciclette, trama. Un povero uomo ha soltanto una bicicletta per lavorare, ma fatalità ghiacciava. Critica? E comprate un lucchetto o no? Effettivamente. Ma ora l'ultimo film dei 4, Immaturi, trama. Il peggior incubo della vita si manifesta. L'esame di maturità non è più valido e una classe deve rifarlo a distanza di 20 anni. Critica? Che dopo noi si lamenta che avevo massa poco tempo per studiare. Giusto. Grazie al nostro critico Vianeo da Mestre.